Salve a tutti amici e ben trovati. Armiamoci davvero di tanta pazienza perché il tempo continuerà a rimanere davvero molto incerto per alcuni giorni a causa di un vortice di bassa pressione che morirà, passatemi il termine, si sposterà molto gradualmente e molto lentamente, dunque ancora 2, 3, 4 giorni di tempo davvero molto instabile, con alternanza a momenti di cielo chiuso, di piogge, a momenti magari un po' più asciutti e con qualche anche timida schiarita. Sarà questo infatti il trend del tempo. Vediamo parecchi nubi un po' su tutta l'Italia, si alterneranno momenti un po' più tranquilli, dapprima sulla fascia tirrenica, un po' sul nord-ovest, poi qualche schiarita potrà spargersi comunque in modo irregolare anche sul resto d'Italia, ma rigorosamente ombrelli a portata di mano. Per quello che riguarda la neve, abbiamo parlato di correnti da scirocco, dunque la neve comincerà ulteriormente a salire di quota e dovrebbe essere relegata alle cime più alte dell'Appennino e a quote medio-alte per quanto riguarda le Alpi. Le temperature infatti sono previste in generale aumento, un aumento che si farà sentire sia nei valori minimi ma anche nei valori massimi. Anche le prossime 24-48 ore non faranno registrare grosse variazioni, continueremo a vivere una fase di tempo instabile e dunque ombrelli ancora rigorosamente a portata di mano, e nelle prossime 24-48 ore peraltro non ci saranno nemmeno particolari variazioni dal punto di vista delle temperature. Per adesso è tutto amici, grazie per essere stati con noi e più tardi.